In arrivo il piano scuola del Veneto per affrontare l'inizio delle lezioni sarà il D-Day, dice Zaia. È innegabile dire che siamo preoccupati, intanto quasi l'86% del personale scolastico è vaccinato, resta una soglia di irriducibili. Nel frattempo i ricoveri continuano ad aumentare, anche in terapia intensiva ha superato il picco del 1 giugno, ma l'ospedalizzazione resta bassa grazie ai vaccinati. Sono un sopravvissuto del Covid, la testimonianza dell'architetto e noto esponente politico bellunese Bortolo Mainardi, intubato per 10 giorni, l'appello vaccinatevi. Fa il giro di social lo sfogo della pallavolista trevigiana Francesca Marconi in forza al volley Bergamo. Dopo il vaccino ora ho la pericardite, ma la scienza frena sulla correlazione. Il Veneto si mobilita in vista dell'arrivo dei profughi afghani, ma tra i sindaci c'è anche preoccupazione per la mancanza di spazi e risorse, in campo anche gli industriali veneziani e bellunesi. Politica veneta e nazionale in lutto per la scomparsa del senatore della Lega Paolo Saviane, aveva solo 59 anni, era malato da tempo, cordoglio di tutto il mondo istituzionale. Fa discutere la decisione della Giunta Brugnaro di rendere operativa dal 2022 la regolamentazione dei flussi turistici con prenotazioni, l'ok degli albergatori che però chiedono una soluzione meno impattante dei tornelli. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione regionale dei nostri telegiornali l'emergenza umanitaria dell'Afghanistan con le ripercussioni sui territori, il Veneto in particolare, dove stanno arrivando i primi profughi, ma se ne attendono altri, tanti altri, probabilmente per la fine del mese e per l'autunno. La regione si sta mobilitando e su questo proprio chiediamo la vostra opinione questa sera. Accogliere i profughi afghani, siete d'accordo? Se sì, il numero è quello verde 0422 1626 691, se non siete d'accordo il numero è quello in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. L'esito del sondaggio nel corso del telegiornale di Treviso. Questo nei minuti in cui è terminato anche il tavolo dei ministri degli esteri della NATO, che di fatto ha sancito lo stop, lo possiamo vedere dall'ansa.it, a ogni sostegno alle autorità dell'Afghanistan, con il ministro Di Maio che ha parlato di una riunione cruciale. La gravità, detto Di Maio, è chiara a tutti. Ci sono poi i temi del Covid, con il punto stampa di giornata del governatore Zaia. Nelle terapie intensive del Veneto è stato superato il picco di ricoveri del 1 giugno, ma l'ospedalizzazione resta comunque bassa grazie al vaccino. Intanto la Regione guarda all'inizio della scuola. È innegabile che noi siamo preoccupati rispetto all'apertura delle scuole, perché saranno assembramenti naturali, saranno trasporti, saranno ragazzi che resteranno in classe per ore e dobbiamo fare in modo che la scuola non torni in DAD. Lo sguardo è rivolto lì al 13 settembre, quasi alle porte. Il D-Day lo chiama Zaia, ecco perché la Regione sta ultimando il progetto per rendere l'inizio delle lezioni sicuro. In settimana vi presenteremo un piano per la scuola, che posso dire, a me ha fatto piacere che il commissario Figliuolo mi abbia chiamato per avere le carte dal Veneto per il nostro progetto della scuola Sentinella. Tamponi salivari molecolari con esito in 24 ore per le scuole Sentinella, che saranno individuate soprattutto nella fascia delle elementari, dove la vaccinazione non è prevista. Nel frattempo la ricognizione dei vaccinati del personale scolastico, che si compone di 107.469 tra docenti e ATA, è questa. Oggi risultano vaccinati 92.380, pari all'85,96%. Con una presenza di 189 irriducibili che hanno già informato di non volersi vaccinare. Percentuale comunque buona sul fronte scuola, a differenza di quanto accade nel personale sanitario. 16.290 ancora non vaccinati in Veneto, di questi 4.189 sono personale alle dipendenze della regione. Insomma, nel privato più Novax che nel pubblico. 207 invece le sospensioni fin qui messe in atto in totale. Quadro da tenere conto in un momento in cui i ricoveri in terapia intensiva salgono, raddoppiati in una settimana, analisi che preoccupa la regione. Alla vostra sinistra la curva parte, la curva rossa parte, ed è il picco del 1 giugno. Le terapie intensive il 1 giugno, poi vedete sono calate
le terapie intensive, le vedete qui, 1 giugno vanno giù e poi tornano su. Oggi qual è la notizia? Che siamo sopra il 1 giugno. 48 persone in terapia intensiva per Covid, 401 se si contano le altre patologie. La situazione è in costante monitoraggio. Di contro, il dato positivo è che con il carico di nuovi positivi al giorno, in media 500, l'ospedalizzazione resta comunque bassa. Perché accade questo? Ma è semplice motivo. Perché lo vediamo da 2 dati. In terapia intensiva oggi in Veneto abbiamo l'80,6% di persone che non si sono vaccinate o che hanno avuto solo una dose. In particolare sull'80,6%, 80,6%, il 2% sono persone che hanno solo una dose. Vaccino arma cruciale, tutte le fasce d'età procedono a sprombattuto, anche i 12-19 anni, mentre i ventenni hanno superato in percentuale i quarantenni. Obiettivo confermato: avere l'80% dei veneti immunizzati a ottobre, mentre l'ultima stoccata di Zaia è riservata alle cure domiciliari che accusa il sistema di ostacolarle. Niente di più falso, spiega il governatore, mostrando la comparazione storica di 2 dati. 22.711 curati in ospedale, 448.000 positivi. Cosa vuol dire? Che 448.000 meno 22.000 fa 426.000 più o meno, anzi circa 425.000 curati a casa. E non è stato curato a casa Bortolo Mainardi, personalità di spicco del mondo politico e istituzionale bellunese, guarito dal Covid dopo un lungo calvario. Questa la sua testimonianza, ma soprattutto il suo appello: vaccinatevi. Nel febbraio di quest'anno ho subito la contaminazione del virus Covid-19. Ricoverato all'ospedale San Martino di Belluno, sono stato sedato e intubato per una decina di giorni in terapia intensiva. È la testimonianza toccante che Bortolo Mainardi, architetto e noto esponente del mondo politico bellunese, ha inviato all'Ulse Dolomiti, che l'ha diffusa. È il racconto dell'evoluzione del contagio da Covid-19. Dopo la terapia intensiva, 3 mesi ulteriori di ricovero attaccato a un respiratore. La statistica mi colloca in quel 30% di sopravvissuti che gode di ottima salute. La stessa buona sorte non è toccata a 3 miei compagni di stanza, anch'essi ricoverati in rianimazione. Uno sopravvive oggi con gravi problemi respiratori, uno è da 5 mesi ancora all'ospedale e uno è morto in terapia intensiva. Riportato nel reparto di pneumologia, ho avvertito come la paura si è fatta calma piatta e la sensazione chiara di aver trapassato l'infinito e sfiorato l'aldilà. Senti che sei vivo per delle casualità, per delle fruttualità, come nel mito di Edipo. Vivo soprattutto per le cure di eccellenza dei medici e degli infermieri. La scienza mi ha salvato la vita e ha salvato la vita di tanti, afferma Mainardi, che in questo periodo di campagna vaccinale rivolge il suo personale appello ai bellunesi tutti. A quei cittadini che ostinatamente non vogliono vaccinarsi, auguro di non infettare i loro figli e i loro nipoti tanto da doverli poi piangere. Auguro di non conoscere il tempio della terapia intensiva. Auguro nel caso di rientrare nel 30% dei sopravvissuti. Ma soprattutto auguro loro di guadagnare quel tempo per poter con umiltà poi ringraziare la scienza e ad alta voce chiedere scusa a tutti. Questa è la testimonianza davvero toccante di Bortolo Mainardi, ma c'è un'altra testimonianza di cui vi dobbiamo dare conto e che sta facendo il giro dei social e non solo d'Italia. In un post la pallavolista coneglianese Francesca Marcon ha raccontato di aver contratto la pericardite per colpa del vaccino, ma sulla correlazione tra pericardite e vaccino non ci sono evidenze e la scienza frena. Per Francesca Marcon, pallavolista coneglianese di 38 anni in forza al Bergamo Volley, non ci sono dubbi. A causare la pericardite che la sta costringendo a uno stop forzato dall'allenamento è stato il vaccino anti-Covid. Ho avuto e ho ancora oggi una pericardite post-vaccino. Chi paga il prezzo di tutto questo? Tuona la pallavolista sui social in un post che è subito diventato virale. Non sono Novax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma, racconta Francesca, 25 anni di carriera sulle
spalle e un presente nella massima serie del volley nazionale. Anche per questo le sue parole hanno fatto rumore e irrompono all'inizio della stagione agonistica. Questa è la versione raccontata dall'atleta trevigiana, ma al momento non è dato conoscere l'esatta diagnosi. Il tema più in generale è quello di un'eventuale correlazione tra vaccino e infiammazioni cardiache. Su questo si è concentrato nell'ultimo punto stampa dell'ULSS 2 il numero 1 dei pediatri trevigiani. La patologia infatti interessa maggiormente i giovani. La stessa miocardite abbiamo visto che fra miocarditi e pericarditi, in uno studio di cui l'ospedale Bullo Garofalo di Trieste tiene il registro, ci sono stati 98 casi di miocarditi e pericarditi, cioè equivale con il numero di bambini che hanno avuto la positività al Covid circa un tasso di 150 per milione contro l'1 o 2 casi di miocardite per milione di vaccinazioni, ma di cui ancora in età pediatrica non è mai stata dimostrata la correlazione. Insomma, la pericardite sarebbe il più delle volte dovuta a un'infezione virale come il Covid e non al suo antidoto, intanto però è infiammarsi il dibattito. E l'altro dibattito, ve ne abbiamo parlato in apertura, riguarda quello che vedete in sovraimpressione, accogliere i profughi afghani. Siete d'accordo? Questi i numeri per partecipare al nostro sondaggio. E intanto Padova è pronta ad accogliere gli afghani in fuga dal paese sotto lo scacco talebano. Dei 450 uomini, donne e bambini attesi in Italia in questi giorni, a Padova dovrebbero arrivare per ora 3 famiglie. Grande la solidarietà manifestata da tutti i comuni al tavolo convocato nel pomeriggio a Palazzo Santo Stefano dal prefetto Raffaele Grassi. In città arriveranno i collaboratori delle forze armate e delle istituzioni italiane a Kabul. Oltre a comune e provincia presenti le associazioni del volontariato e del privato sociale. Si cercano soprattutto appartamenti per ospitare in totale 13 persone che a Padova arriveranno alla fine di agosto. Già una famiglia ha dichiarato alla Caritas diocesana la disponibilità ad accogliere una famiglia afghana. E più o meno lo stesso copione anche a Treviso, dove il tavolo in prefettura si convocherà la prossima settimana, ma tra i sindaci, nonostante la solidarietà di massima e di principio, ci sono dei distinguo. Dobbiamo evitare il solito scaricabarile tra governo ed enti locali. Questo è il loro messaggio. Premettendo che non si può non essere a fianco di coloro che hanno bisogno, coloro che fuggono dalla guerra, io sono preoccupato perché a questa nuova ondata di soggetti in difficoltà umanitaria, chiamiamola così, si sommano i migranti e gli sbarchi che continuamente arrivano in Italia e preoccupano i sindaci. Ci preoccupano perché non abbiamo risposte da poter dare, non abbiamo strumenti per poter aiutare questi bisognosi. Questione di etica e di pratica, e se la prima dice di non voltarsi dall'altra parte di fronte al dramma del popolo afghano, la seconda pone i soliti problemi operativi già visti in casi analoghi e più in generale con il tema immigrazione. La competenza per la gestione dell'immigrazione in qualsiasi caso è statale e dovrebbe farsene carico lo Stato, oppure dare alle singole comunità gli strumenti per poter essere a fianco di questa emergenza. Questa è la posizione che il presidente della provincia porterà al vertice già convocato per la prossima settimana in prefettura, con la stessa Maria Rosaria Laganà, che conferma come ci sia una ricognizione in corso di spazi e disponibilità in tutta la Marca. Fino a 30 posti sarebbero già stati trovati all'ex caserma Serena di Casier, pronta a ricevere interi nuclei familiari. Poi scatterà un modello di ospitalità diffusa e qui le posizioni potrebbero differenziarsi. Marcon, da sindaco di Castelfranco, porta un esempio su tutti. A Castelfranco Veneto il bando per l'assegnazione delle case popolari ha visto 153 richiedenti e tra questi molti extracomunitari, molti che sono già fuggiti da guerre, e troverò risposta per una quarantina. Cosa dirò a coloro che sono arrivati 50esimi o 60esimi? Non ho strumenti per poter aiutare. Concetto degli spazi ribadito anche dal primo cittadino di Ponte di Piave, Paola Roma, presidente della conferenza dei sindaci dell'ULSS 2. Se si deve intervenire comunque a livello generale, e quindi bisogna avere anche delle misure idonee anche sotto il profilo igienico-sanitario per poter ospitare.
Insomma, il mosaico dell'accoglienza resta di difficile composizione al di là delle dichiarazioni di principio, con la Commissione Comunale Pari Opportunità e il Comune di Treviso che per esempio promuovono per domenica 22 agosto alle 18:30 in Piazza dei Signori un flash mob a sostegno del popolo afghano. La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza con l'invito a indossare un indumento o un accessorio di colore bianco come augurio di pace e di libertà. E questo in attesa del vertice in prefettura e di eventuali nuove comunicazioni. Solidarietà al popolo afghano, non solo a parole, arriva anche dal fronte veneziano, sia dal Consiglio regionale che dall'Associazione Industriale. Al fianco della popolazione afghana, sabato 21 dalle 10 la manifestazione di solidarietà a Roma in Piazza della Repubblica per i corridoi umanitari come immediato sostegno alla società civile in lotta contro i talebani. Promuove così via social dalla sua pagina Facebook la mobilitazione a sostegno dei suoi connazionali. Lo chef veneziano Ahmed Hamadi. Ci sarà anche lui, scrive. Doppio regalo per il giorno del suo compleanno. Oggi la sorella Zara in salvo dai talebani che oggi a Roma continua il periodo di isolamento in quarantena, in attesa possa presto giungere a Venezia, dove il numero 1 degli industriali veneziani si sta già mobilitando per il ricongiungimento e l'integrazione anche lavorativa della comunità afghana in Laguna. Vorremmo dare posto di lavoro agli afghani che vengono qui, dobbiamo far capire che questa è una comunità sociale, una comunità in grado di accogliere e di rigenerare e di dare il sogno al futuro ai nostri figli. Perché l'impresa si basa anche sulla solidarietà, come Marinesi, così anche il presidente del Consiglio regionale Veneto. Per Ciambetti, nella corsa all'ospitalità per i profughi afghani, necessario rivedere la reale efficacia di certe missioni internazionali, così nel ricordo di tanti militari italiani e veneti che hanno perso la vita nel territorio afghano. A Matteo Miotto, morto in Afghanistan qualche anno fa, e appunto l'amarezza nelle parole del papà di Matteo si sentiva tutta. Ma ricordo abbiamo 53 militari italiani morti in questi 20 anni. Bambini e donne afghani, ora la priorità dell'accoglienza anche per il Veneto. Che in questo momento sono quelli che più soffrono. Lutto nel mondo della politica bellunese e non solo. È morto il senatore della Lega Paolo Saviane, malato da tempo, è stato stroncato da un infarto all'ospedale di Padova. È mancato Paolo Saviane, senatore bellunese della Lega. 59 anni, lascia la compagna, 2 figlie e una nipotina appena nata. A dare l'annuncio è stato Massimiliano Romeo, presidente del gruppo della Lega al Senato, seguito dalle parole del segretario federale Matteo Salvini, che anche attraverso i social ha definito Saviane come un bellunese concreto e combattente, uomo sincero e onesto, sempre disponibile con tutti e mai cattivo con nessuno, neanche con gli avversari. Dalle sue stesse montagne il ricordo di chi ne aveva condiviso le esperienze. Ci sarebbero tante cose da dire per ricordare l'amico Paolo. Un amico con la maiuscola prima di tutto. Io sono sconvolto dalla notizia che è appena giunta. E eravamo così da una settimana in apprensione per le condizioni sue di salute e purtroppo è appena arrivata la notizia tragica. Le sue condizioni di salute erano note e preoccupavano chi lo conosceva, ma anche nelle parole del presidente del Veneto c'è comunque il senso della notizia in attesa. Se n'è andata una persona per bene che aveva fatto della buona educazione e del rispetto per gli altri una costante di vita, ha detto Luca Zaia, un grande interprete dei territori montani e delle loro necessità e peculiarità, uno che ne portava avanti le istanze con il cuore. Lo stesso dolore espresso da Alberto Stefani, commissario della Lega in Veneto, che ha parlato di una persona eccezionale ed un amico prima di tutto. Lui amava anche il suo lavoro naturalmente, però era appassionato della politica e appassionato del partito. Lo stupore pervade anche chi non ne condivideva il percorso politico, come il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrini, per il quale il territorio perde un politico attento, un uomo appassionato, ricordandone l'impegno da presidente del comitato paritetico del Fondo Comuni Confinanti.
mentre il cordoglio viene espresso anche da tutta la comunità del Partito Democratico bellunese tramite la segretaria provinciale Monica Lotto e il deputato Roger De Menech. Attorno alla famiglia Saviani si stringe anche il mondo industriale attraverso le parole della presidente Lorraine Berton, il cui pensiero va ai familiari e ai suoi collaboratori. Saranno celebrati lunedì alle 15:30 nella chiesa ortodossa di Sant'Agostino a Treviso i funerali della piccola Andrea Maria Cretu, la bambina di origine moldava di soli 8 anni, deceduta a causa del tragico incidente dell'11 agosto a Lughignano di Casale sul Sile. La piccola sarà sepolta nel cimitero di Moliano, città dove i genitori si sono appena trasferiti per poterla avere il più vicino possibile. La morte della bambina non sarebbe stata determinata dalla grossa valigia riposta nel baule dell'auto, come era stato ipotizzato inizialmente. L'esame autoptico ha infatti accertato che a causare le lesioni letali sarebbe stato il contraccolpo della cintura di sicurezza a cui la bambina era regolarmente allacciata e dovuto alla forte decelerazione del veicolo e all'urto. Questa quindi la cronaca. Ritorniamo adesso a Venezia. Entro un anno per visitare la città servirà la prenotazione. La notizia arriva dall'amministrazione comunale dopo il caos di questi giorni. Venezia si ripopola e l'amministrazione comunale torna a parlare di ingressi su prenotazione e varchi elettronici. Dalla prossima estate dunque potrebbero cambiare molte cose per i turisti. L'obiettivo è fare in modo che ci sia un turismo controllato, sostenibile, qualificato magari per controllare appunto gli accessi e quindi non avere quel turismo di massa che vediamo adesso. Nei prossimi mesi cercheremo di sperimentare questa iniziativa, questo programma negli uffici comunali del Tronchetto e a Ca' Farsetti e poi insomma si spera che anche magari liberati dalla pandemia di iniziare a controllare gli accessi agli ingressi della città. Una decisione che arriva sulla base di quanto sta accadendo in questi giorni con le calli intasate. Chi vuole venire a Venezia deve prenotarsi e chi viene anche da fuori Veneto deve dare appunto un contributo per accedere, che poi sarà variabile e molto dipenderà dalle zone diciamo a bollino rosso, ovvero le zone magari sotto le festività, il Redentore, la Salute, insomma tutte le giornate calde diciamo per il turismo e mentre un contributo minore invece per le altre giornate durante l'anno. Dal pagamento saranno esentati i veneti, i residenti, i pendolari e una serie di categorie ancora da definire. Ma la prenotazione resta obbligatoria per tutti, anche con un sistema di app e QR code. Eppure la capogruppo PD del comune Monica Sambo sostiene che in 6 anni l'amministrazione non abbia avviato alcun piano di gestione. Il comune, dichiara, ha ricevuto innumerevoli risorse statali per la gestione e la programmazione del turismo. Basta ricordare i 10 milioni del patto per Venezia. Purtroppo, conclude Sambo, la giunta ha deciso di destinarli ad altre funzioni, come ad esempio i milioni di euro dirottati sul salone nautico. È stato uno dei punti cardine dell'accordo elettorale fatto anche lo scorso anno con il sindaco Brugnaro, quindi io penso che adesso nei prossimi anni si lavorerà in questa direzione. Non è una cosa immediata, c'è stata anche la pandemia che ha fermato un po' l'introduzione del contributo d'accesso perché doveva entrare in vigore lo scorso anno, quindi adesso penso che sperando di superare presto la pandemia si possa entrare in vigore con queste misure. E a questo piano arriva l'ok degli albergatori che però chiedono una soluzione meno impattante dei tornelli. La scelta dell'amministrazione comunale di riproporre a partire dal 2022, dopo questi 2 anni di pandemia, il progetto di regolamentazione dell'ingresso nel centro storico di Venezia dei turisti pendolari, in pratica tutte quelle presenze di giornata che arrivano e partono senza pernottare in città, incassa subito il primo convinto consenso dell'Associazione Veneziana Albergatori. Siamo d'accordo con l'amministrazione comunale, la appoggiamo pienamente, chiediamo però un diverso modo di applicazione del provvedimento, in maniera tale che si spinga più che alla dazione economica alla riserva della città, cioè a
riservare il posto in città per chi non ne dorme evidentemente negli alberghi o negli appartamenti, e dall'altro lato avere anche la possibilità di avere un incasso per l'amministrazione comunale per ripagarsi dei costi veramente notevoli che comportano questi turisti pendolari. Appoggio all'amministrazione, confronto sul provvedimento. Ci sono però da parte degli operatori anche consigli per migliorarlo. Creare dei terminal sulla gronda lagunare dove far giungere i turisti pendolari e poi farli entrare per porte di accesso secondari, non come adesso dove tutti giungono sulla testa del Canal Grande a Piazzale Roma. Bisognerebbe chiudere il Ponte della Libertà a chi non vive a Venezia, a chi non studia a Venezia, a chi non lavora a Venezia e a chi non ha una prenotazione alberghiera o dorme in un albergo o un appartamento a Venezia. Con il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa concorda pienamente anche il presidente dell'associazione Vittorio Bonaccini, secondo il quale va salvaguardata una città fragile come Venezia, soprattutto a vantaggio delle future generazioni. Venezia va amata, Venezia va rispettata, Venezia va tutelata, ma con ciò non significa escludere qualcuno, si tratta semplicemente di non escludere coloro che ci succederanno, perché con questi ritmi è ovvio che non saremo in grado di tramandare la nostra città a chi ci seguirà, a chi verrà dopo di noi. E dal Veneto è tutto anche per questa edizione, ci sono le previsioni del tempo, buon proseguimento di serata. Bentrovati al meteo. L'alta pressione africana torna a rinforzarsi nel weekend. Il tempo sarà dunque buono con temperature in ripresa, ma ben lontane da quelle che abbiamo percepito nell'ultima ondata di calore. Vediamo allora insieme il dettaglio. Sul Veneto la grafica di sabato 21 agosto ci mostra un contesto decisamente bello con tanto sole ovunque e cielo sgombro da nubi. Sarà possibile soltanto qualche veloce e locale annuvolamento, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime invece tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui asciutto e soleggiato, il cielo sarà sereno, nulla di particolare da segnalare per questa giornata. Vediamo anche le temperature, minime tra 17 e 22 gradi, massime oscillanti tra i 29 e i 32 gradi all'incirca. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove di fatto non avremo nessuna novità, sempre bel tempo con tanto sole un po' su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 15-18 gradi, massime sui 32 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.